buongiorno, nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il comitato contro i passaggi a livello di Udine ha consegnato le firme per chiedere l'indizione di un referendum per appunto chiedere la rimozione del tratto di ferrovia scoperta che taglia in due la zona di via Cividale, con la proposta che venga trasformata in un parco urbano. Ci colleghiamo con Uber Londero dall'esterno del comune. A te la linea. Buongiorno, siamo qui fuori da Palazzo d'Aronco, al municipio di Udine. Siamo qui con Mario Mansi, ex consigliere comunale e portavoce del comitato Mansi, e con l'architetto Serena Pellegrino. Il tema, oggi il comitato Mansi ha portato all'ufficio protocollo qua in comune una documentazione delle carte. Signor Mansi, di cosa si tratta? Dunque oggi abbiamo consegnato le 428 firme per chiedere il referendum cittadino per il parco urbano, una via verde lunga 5 km, larga 30 metri, capace di servire i cittadini in qualsiasi circostanza, pedoni, ciclisti, casalinghe, studenti. Tutti i cittadini di Udine potrebbero accedere ai servizi della città in pochissimi minuti, in bici o a piedi. Quindi una città a misura d'uomo, una città che vedrebbe al centro il cittadino e le proprie esigenze. Ecco, questo parco dovrebbe sorgere in un posto particolare. Qual è? Il parco sorgerebbe al posto dei 5 passaggi a livello. Sono 5 passaggi a livello che dividono la città in due parti, mettono in sofferenza 50.000 cittadini che non sanno come vivere, anzi ogni giorno va a peggiorare. In più, cosa che non si dice mai, a contatto con la ferrovia di Via del Bon abbiamo la caserma ex Friuli, dovrebbe diventare il cosiddetto pratone al servizio delle famiglie e dei bambini. Quindi una città moderna, un cambiamento vero e proprio che porrebbe appunto le famiglie, i bambini e i cittadini al centro della città. Passiamo all'architetto Serena Pellegrino, buongiorno. Ecco, di questa questione si parla ormai da 20 anni, da quando l'ex assessore Cavallo con la prima giunta Ceccotti propose appunto l'eliminazione. Dunque, qui passano attraverso questi 5 passaggi a livello 24 convogli al giorno. Dove potrebbero essere spostati? Sarebbe sufficiente fare il raddoppio di quel nodo esattamente dove c'è adesso. La previsione di spesa sarebbero 110 milioni di euro. Sappiamo benissimo che è una cifra irrisoria. Giusto per fare un esempio, la bretella di Dignano e di Barbeano, quella variante, è costata alla Regione 40 milioni di euro, quindi diciamo che 110 milioni di euro sono veramente molto pochi e potrebbero essere tranquillamente prelevati nella voce di spesa del PNRR, che peraltro poi ce l'ha anche nel suo capitolato, nelle sue tematiche, perché verrebbe come dire che noi andiamo a migliorare dal punto di vista ecologico la nostra città, qualcuno potrebbe dire, ma tu sei quella del ferro, no? La cura del ferro e stai togliendo i treni e stai togliendo dei binari. No, in realtà questo non è, perché comunque noi andremo a quel breve, piccolo raddoppio della ferrovia esistente e questo lo restituiremmo ai cittadini e diventerebbe veramente una bellissima via pedonale che unisce tutta la periferia al centro della città. Quindi un corridoio per raggiungere agevolmente e in salute la città. Ma come no, certo, tant'è vero che proprio adesso ci sono queste iniziative progettuali in tutta Europa, non sarebbe soltanto la nostra, dappertutto si sta facendo questo. Quindi dovrebbe essere semplicemente un'idea ulteriore, progettuale, su cui il Comune di Udine dovrebbe spingere il suo RFI e portare in questa direzione. In questa maniera noi toglieremmo i passaggi a livello, i cittadini di quel quartiere che sta diventando veramente un bellissimo quartiere, e anche bene ha detto per quello che riguarda le ex caserme che dovrebbe esserci una nuova pianificazione su quelle aree. Ebbene, la città di Udine avrebbe un polmone nuovo per quello che riguarda appunto la nostra evoluzione ecologica della nostra città. Ecco, per quanto riguarda i 5 passaggi a livello di Udine e per il referendum per la costruzione del parco urbano è tutto, a voi la linea.
Grande stress termico e siccità stanno anticipando la maturazione dei grappoli d'uva, con le vendemmie che saranno anticipate anche per salvaguardare il prodotto finale. I produttori temono un drastico calo della produzione. Presidente Davide Buzzinelli, presidente del Consorzio Vini del Collio, la siccità, il gran caldo di questi giorni, che cosa ha portato alle vigne? Ma sicuramente non solo il caldo di questi ultimi giorni, ma anche il caldo di tutto il mese di luglio, che ha portato un avanzamento di maturazione molto particolare sul nostro territorio. La siccità per adesso non ne abbiamo sofferto moltissimo, anzi siamo arrivati a questo punto con un ottimo rapporto anche con l'acqua, perché alcuni acquazzoni li abbiamo avuti anche nei momenti ideali. In questo momento effettivamente sì, ci stiamo avvicinando alle vendemmie, presumibilmente a fine di questo mese incominceremo con le varietà più precoci, ma assolutamente una bella pioggia servirebbe per portarci avanti in maniera più serena e più tranquilla una vendemmia, perché effettivamente in questo momento incominciamo leggermente ad andare in stress idrico, cosa che probabilmente ridurrà un po' la produzione del vino. Per quanto riguarda il clima, pare che ci sia non tanta quantità quest'anno, ma ci sarà una alta qualità. Ma il Collio lavora sempre assolutamente alla ricerca dell'alta qualità. Su questo in ogni annata, nella più sfavorevole o nella più favorevole. Le quantità, già di per sé, la media produzione delle DOC Collio è relativamente bassa. Quest'anno la resa sarà presumibilmente la resa sarà un po' più bassa del normale, anche se devo dire che se arriveranno un paio di piogge i giochi sono ancora da fare. Non è già matematico, in questa fase stiamo vedendo che i grappoli stanno maturando, c'è qualche sofferenza su qualche foglia basale, ma per adesso li vediamo ancora belli pieni di acqua. Per quanto riguarda la vendemmia, dovrebbe cominciare circa tra un mesetto per le prime uve, quelle più precoci. Quali sono queste uve e quali saranno i problemi della vendemmia? Ma come DOC Collio generalmente inizia quasi sempre nella fascia più calda, che è quella di Cormons, Capriva, Brazzano. Generalmente si inizia con i Pinot Grigio o con i Sauvignon. Come capita negli ultimi anni, sta iniziando di nuovo a esserci il problema della manodopera, visto che noi principalmente lavoriamo in collina. La manodopera per le vendemmie è necessaria, stiamo riscontrando grosse problematiche a trovare gente disponibile a venirci a dare una mano. I motivi quali sono? Ma le sensazioni sono più variegate, la motivazione piena non la saprei dire, non posso accusare. Sicuramente qualche sostegno in meno a qualcuno che ha bisogno, o almeno trovare una forma che ci permetta più semplicemente di trovare gente che per una settimana o per 10 giorni ci venga a dare una mano, sarebbe secondo me molto importante, specialmente per un settore enologico che è tra i primi a livello mondiale. L'Associazione Friulana Donatori Sangue ha segnalato un calo delle donazioni dall'inizio dell'anno aggravatosi durante l'estate. Per questo fa un appello ai suoi associati. Uber Londra insieme al presidente provinciale dell'FDS Roberto Flora. Buongiorno, siamo qui con Roberto Flora, presidente provinciale dell'Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine. Il presidente vuole fare un appello ai donatori friulani e più in generale ai friulani. Qual è l'appello? Sì, l'appello è, in quanto siamo in carenza di donazioni di plasmaferesi, di plasma, quindi
abbiamo riscontrato un calo del 14% dall'inizio dell'anno, ma soprattutto in questo periodo estivo c'è molta esigenza di questa donazione. Perché questo plasma a cosa serve? Beh, intanto il plasma derivati sono dei farmaci che vengono assunti da alcune categorie di malati ogni giorno, quindi guai se mancano queste donazioni, anche perché diciamo una donazione dal momento in cui si dona il plasma al momento in cui si arriva al farmaco passano almeno 6 mesi, quindi capite che la carenza è abbastanza importante. L'importante è che adesso la gente pensi sì ad andare in vacanza, però prima di andare in vacanza noi diciamo non portarti dietro il plasma ma donalo. Questo abbiamo, la campagna di adesso l'abbiamo voluta fare sotto questo aspetto, anche perché nell'ospedale di Udine anche le domeniche si può donare il plasma, sono 8 lettini a disposizione ogni domenica, quindi io dico rimbocchiamoci le maniche, doniamo il plasma, andiamo in vacanza, ma riempiamo soprattutto questi lettini che sono importanti per tante persone che non hanno la possibilità di andare in vacanza. Quindi ogni giorno in ospedale si può andare, anche la domenica, in alternativa? E in alternativa c'è l'automoteca che va in tutti i paesi del territorio con le loro programmazioni e si fa anche la donazione di plasma nel caso in cui viene richiesta, ma in questo momento è importante recarsi nei centri trasfusionali perché effettivamente c'è questa carenza e bisogna essere in grado di sopperire. Grazie a Roberto Flora, a voi la linea. Chiudiamo qui questa puntata, ma vi ricordo alle 16:30 ritorneremo in diretta con l'informazione. Grazie per l'attenzione e buona giornata.